Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi porto subito una nuova partita che ho trovato tra le tante giocate all'interno delle Olimpiadi di scacchi. Ricordo, vince l'Uzbekistan nella sezione Open e l'Ucraina nella sezione femminile. La partita che vi propongo oggi è stata giocata all'interno del match tra Francia e Cuba. Vince l'incontro la Francia. Vediamo qui una delle due partite. Con il bianco abbiamo il grande maestro, 2670 per lui, Mussar Jules, e con il nero il grande maestro cubano Quesada Perez. E4 C5, cavallo F3, cavallo C6, D4, e quindi qui siamo nel pieno di una delle posizioni classiche più frequenti dell'apertura siciliana. Il bianco facilmente conquista il suo centro e adesso è il nero che deve decidere che tipo di apertura di variante giocare. Decide quindi di giocare G6 e qualcuno potrebbe dire: beh, io questa la conosco, è uno di quei tanti video magari proposti da Christian nella piattaforma di Mattoscacco, chiamati appunto dragone accelerato. In generale, quando il nero decide di posizionare un pedone in G6, vuole creare il fianchetto. Questo fianchetto poi diventa importante perché dà al nero la strategia di controllo e di impostazione del piano, ossia il controllo totale della casa D4 e della casa E5. Se il nero durante il corso della partita non riuscirà ad effettuare questo controllo, allora la sua apertura sarà senz'altro andata male. Giocando G6 in questo momento, il bianco ha la possibilità di giocare C4. Tendenzialmente tutte le mosse, o comunque le mosse più frequenti da parte del nero, sono mosse che interrogano il pedone bianco in E4. Il più delle volte si gioca cavallo F6 per provocare questa mossa cavallo C3, quindi questo dettaglio per il quale il bianco difende il pedone in E4 ma non può più fare C4. Facendo un passo indietro, tornando alla partita, dopo cavallo per D4 G6, a questo punto non è più necessario difendere il pedone 4 e allora C4 del bianco. Cavallo F6, cavallo C3, cavallo cattura D4, la donna riprende e a questo punto D6. D6 chiaramente per impedire che la mossa E5 bianca oppure C5 possano immediatamente prendere spazio. La domanda potrebbe essere un'altra: perché il bianco, o meglio perché il nero ha cambiato il suo cavallo appena sviluppato verso un pedone centrale? Probabilmente, no, verso un pedone, verso il cavallo centrale. Probabilmente perché vuole adescare la donna bianca in questa casa. Vuole che la donna si trovi in quella casa perché più avanti, dopo alfiere G7, potrebbe guadagnare dei tempi con delle scoperte di cavallo. Arrocco corto per il bianco, quindi mossa solida sicura, arrocco per il nero, e qui è il momento di impostare un controgioco. Il bianco è consapevole che prima o poi arriverà qualche scoperta con questo cavallo, sfruttando appunto il tema tattico dell'attacco sulla donna da lontano. E allora decide di giocare donna D3. A5 per il nero, scelta che limita, o comunque vuole limitare un po' lo spazio, perché il bianco poteva immaginare di espandersi sul lato di donna spingendo B4, forse A3, comunque cercare di prendere spazio proprio su quel lato della scacchiera. A5 riesce in questo, blocca. Un altro motivo importante di un pedone in A5 è il fatto che più avanti si possa manovrare con il cavallo che va in D7, salta in C5, blocca tutto, e il pedone in A5 diventa forte perché eviterà la più spontanea B4 da parte del bianco. Alfiere 3 giocata. A4, prendiamo spazio, F4 sulla scacchiera, donna 5. Simpatica l'idea del giocatore con il nero, quindi del grande maestro cubano Quesada, che gioca prima A5, poi A4, lascia la casa libera alla donna che si sposta e controlla l'intera traversa. Vi assicuro che le mosse così lunghe, quindi la donna che da 5 si sposta totalmente dall'altro lato in H5, sono tra le mosse più difficili da immaginare durante la partita. Il controllo totale della quinta traversa garantisce alla donna nera un qualche gioco. Torre D1 sulla scacchiera, cavallo G4 cercando delle semplificazioni che avvengono, alfiere in G4 attacca la torre che si risposta in C1. Si sposta in C1 per evitare, magari in alcuni casi, il cambio dell'alfiere in C3. Non perché il cambio dell'alfiere in C3 sia fortissimo, e tra l'altro è una di quelle mosse così impegnative, perché vorrebbe dire dare l'alfiere di fianchetto per qualche ragione
ma in alcuni casi potrebbe essere una mossa forte perché porterà il nero in un finale favorevole, perché se la struttura pedonale poi è brutta perché ci sono pedoni doppiati, un pedone molto arretrato eccetera, dare l'alfiere di fianchetto potrebbe essere più che giustificato. Dopo torre C1 effettivamente alfiere per C3 la mossa giocata, torre per C3 per evitare il cambio delle donne, alfiere di 7, scelta curiosa. Adesso si gioca entrambi con alfieri di colore opposto. Solitamente con alfieri di colore opposto chi prima riesce ad attaccare è colui che prende l'iniziativa e ha più possibilità di ottenere qualcosa dall'apertura. F5 risponde appunto a questa esigenza di prendere spazio e iniziativa. Catturare sarebbe assolutamente sbagliato, perché l'alfiere bianco si sposta in H6 e attacca la torre e permette ai pezzi bianchi di spostarsi allegramente sulla colonna G, dando un probabile scacco matto. Quindi dopo F5 alfiere C6, alfiere D4 controllando le case nere, e a questo punto F6. Facciamo attenzione perché un'altra minaccia, un altro tema tattico del bianco potrebbe essere donna qui, con l'idea di sacrificare la donna in H7, mossa fortissima perché poi subentra l'altra torre che via H3 dando scacco arriva in H8 dando scacco matto, e quindi F6 chiude la diagonale ed è necessaria. Pedone per G6, donna H5, scelta importante. Probabilmente si teme che dopo la cattura in G6 potesse arrivare E5, fortissima perché minaccio la scoperta e minaccio comunque una cattura in D6 o F6 o destra o sinistra che porterà il bianco in grande vantaggio. Quindi dopo pedone per G6, donna H5 cedendo un pedone, che il bianco rifiuta, non accetta perché vuole portare la torre in gioco. Occhio, come vedete la donna fa un passo indietro perché lascia spazio alla manovra della torre bianca. Pedone per G6, torre H3, donna G4, torre G3. Ok, sembrerebbe che torre G3 prima potesse essere più veloce, però come vedete il bianco ha fatto in modo che il nero giocasse 2 mosse consecutive di donna per ottenere la stessa posizione con una torre già attiva e la mossa al bianco, che continua. Donna E3, torre A5 per ostacolare magari l'attacco, si vuole giocare torre G5, C5 sulla scacchiera fortissima, chiudendo, facendo un'interferenza nella comunicazione donna torre, e 5 da parte del nero, dunque donna C3. Tempo, la torre non è attaccata, non è difesa da nessuno. Torre A8, la torre adesso si sposta, alfiere 3 sulla scacchiera, il pedone D6 sotto attacco. Però facciamo attenzione perché qui le minacce sono molteplici, sono tante, ci sono tanti modi per il bianco di poter scardinare la posizione avversaria. A questo punto il nero decide di giocare alfiere per E4, probabilmente la scelta più pratica. E dopo alfiere per 4, pedone per D6, donna E2. Attenzione, donna E2 secondo diciamo l'analisi post partita è stata l'errore decisivo, perché dopo D7 che è la mossa giocata, le idee del bianco sono prima di tutto attaccare e fare pressione su G6, dopodiché far pressione anche su questa donna. Infatti donna B4 vuole entrare qui, e questo pedone poco importa perché l'altra minaccia è l'alfiere, quindi l'alfiere si sposta, torre 1, tempo sulla donna che si sposta ancora, entra la donna in E7 e qui paura, terrore, pericolo. Si può intuire che la posizione del nero sia già compromessa, comunque molto rischiosa. Ci sono minacce di matto un po' da tutti i lati. La minaccia principale è stata alfiere H6, la mossa della partita, perché la minaccia in G6 è veramente forte. A questo punto donna per D7, in caso di torre per D7 io ti catturo la torre in F8 con un'evidente iniziativa attacco, vantaggio materiale, non c'è più niente da fare. Donna per D7 giocata, alfiere per F8, simpatica perché anche qui guadagniamo una torre. La torre non può catturare F8 altrimenti si perde la donna in D7, e se mi cambi la donna io ti prendo con l'alfiere e chiaramente resto con una torre di vantaggio. Quindi dopo alfiere per F8 gli ultimi tentativi pratici da parte del nero sono cercare degli scacchi. Scacco intermedio, il re si sposta, torre per F8, torre D1, adesso come direbbero magari a Roma, ciaone, perché qui si perde l'alfiere. Esiste un modo per difendere l'alfiere ed è E4, qualcuno forse l'avrà già visto, però arriverà torre per G6 scacco, il re si sposta, donna G7 scacco matto. Infatti dopo torre D1, torre F7 intermedia, segue uno scacco, lui si difende, segue un altro scacco e
e arriva l'abbandono del giocatore cubano, del grande maestro cubano Quesada. Rivediamo rapidamente la partita, splendida partita di attacco da parte di Mussard, che qualcuno ricorderà aver visto in altri video. Questa penso che sia la quarta o quinta partita che ho portato di questo fortissimo e stravagante giocatore francese. Dunque, donna di 3 a 5 per prendere spazio, A4 giocata, F4 da parte del bianco che prende spazio, donna 5 controllando l'intera traversa, e la partita è continuata in questo modo. Vedete quanto sia importante, facendo un passo indietro, mantenere quest'alfiere in gioco, perché quest'alfiere sarà l'unico pronto a contrastare l'alfiere avversario, o comunque sia non possiamo permettere un cavallo per E3. Quindi alfiere per G4, alfiere cattura, torre C1, alfiere per C3 sorprende perché è l'alfiere di fianchetto, ma probabilmente la scelta del nero è stata quella di giocare per ottenere un pareggio contro un giocatore che sulla carta era più quotato. F6 apertura della colonna G, donna D2 lascia spazio alle torri, e qui questo giochetto di mosse consecutive di torre è veramente forte perché crea quella coordinazione che poi sarà vincente. La donna in C3, ricordiamo, attaccare la torre che si sposta, e dopo alfiere 3, alfiere per E4 e il fortissimo pedone D è molto promettente. Infatti effettivamente è stato colui che ha permesso al bianco di vincere. Come vedete, la mancanza dell'alfiere di fianchetto ha permesso questo attacco sulle case nere, che adesso a mente fredda, a distanza di tempo, possiamo dire ok, è stato un erroraccio da parte di Quesada, però vi assicuro che ogni giocatore, soprattutto di questo livello, per ogni mossa che fa delle considerazioni notevoli e profonde. Quindi istintivamente dare l'alfiere di fianchetto è impegnativo, è quasi sempre sbagliato, però Quesada aveva le sue idee. La partita prosegue in questo modo: dopo torre D1 alfiere inchiodato, qualche intermedia, si perde l'alfiere e si abbandona. Questa è stata una delle partite più belle che ho visto delle Olimpiadi di scacchi del 2022. Spero che vi sia piaciuta, appuntamento alla prossima, ciao a tutti!